Siamo con Alessandro Renno e cosa ne pensi della partita appena giocata? Allora, nonostante il risultato sia negativo, abbiamo perso, sono molto contento della prestazione perché era molto tempo che non davamo prova come squadra, secondo me, di poter reagire a un risultato negativo a fine primo tempo. Quindi al secondo tempo siamo stati molto bravi, duri, siamo riusciti a tenere il ritmo e addirittura quasi a vincerlo alla fine. È un buon risultato in vista delle prossime partite, secondo me è una buonissima prestazione. Bene, grazie. Siamo qui con Giovanni D'Antiga, cosa ne pensi di questo primo esordio in una partita contro l'Oderzo? Abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo difeso bene, siamo stati solidi, peccato perché potevamo veramente vincerla segnando un po' di più in attacco. Comunque sono molto contento della nostra prestazione. Ho visto che nel primo tempo non siete stati molto incisivi sotto porta, ecco. Sì, è stata forse un po' l'emozione della prima partita, l'esordio, però sicuramente le prossime partite possiamo migliorare. Beh, certo. Comunque era una formazione molto forte l'Oderzo. Certo, è una delle più forti del girone e quindi siamo molto contenti di aver quasi vinto, diciamo. Perfetto, grazie mille. Prego. Siamo qui con Jacopo Lenardal alla destra del CUS Venezia. Cosa ne pensi di questa partita appena giocata? Al primo tempo potevamo migliorare, al secondo tempo ci siamo abbastanza impegnati, sono abbastanza contento, alla fine è stato un buon risultato anche se abbiamo perso unicamente 3 gol. Hai fatto qualche gol oggi? No, io no, però mi sono impegnato in difesa, cioè a mio parere. Fatto una buona partita.